Buongiorno a tutti ragazzi, oramai di notizie strane ce ne sono davvero tante. Ogni giorno esce una novità. Stavolta ragazzi, secondo alcuni scienziati, nelle regioni più, diciamo, lontane, estreme dell'universo, le galassie vengono uccise da una forza misteriosa, quindi non si sa che cosa mangi queste galassie, quindi la loro formazione stellare è stata chiusa nel catalogo per via della loro scomparsa, quindi queste galassie sono scomparse, quindi sembra tipo fantascienza, sa quei film che si vedono in tv, però un gruppo di astronomi è abbastanza preoccupato perché non hanno capito nulla. In effetti anche noi viviamo in una galassia, quindi hanno ragione di essere un po' preoccupati. In effetti qualcosa sta mangiando le galassie. Quindi in effetti stavano delle galassie, ora non ci sono più, quindi non sanno che cosa forza, quale forza misteriosa sta divorando queste galassie. Quindi in effetti hanno dovuto cancellare diciamo, dalla loro cartina certe galassie perché semplicemente non esistono più, quindi sono state divorate da qualche cosa, anche se in effetti non ci sta nessun buco nero che si potrebbe attribuire la colpa a questa forza misteriosa come il buco nero. In effetti forse quello stanno dicendo loro, forse perciò gli alieni stanno arrivando qua, perché qualcosa sta mangiando le galassie all'esterno, diciamo all'esterno dell'universo, quindi nello spazio profondo. Quindi in effetti dove prima ci stavano delle galassie, ora non ci sono più. Qualcosa l'ha mangiata, ma cosa non riescono proprio a capirla. Quindi in effetti sono preoccupati perché anche a noi, anche noi viviamo in una galassia, ragazzi, quindi loro si stanno preoccupando, non molto, però un pochino di timore ce l'hanno. Quindi diciamo che queste galassie, diciamo, improvvisamente, diciamo, vengono inghiottite, mangiate, come vogliamo dire, quindi lo sto dicendo in termini molto facili, quindi non in termini astronomici, se no sarebbe un vero casino. Ad esempio, loro usano dire che le galassie cadono nei clusters, il plasma intergalattico può rimuovere rapidamente il loro gas, quindi sarebbe un po' troppo pesante, diciamo, quindi io lo dico più, diciamo, facile per far capire a tutti. È come qualche cosa, una forza misteriosa stia mangiando. Ne ha mangiate già un sacco, in effetti loro hanno cancellato dalle loro cartine certe galassie perché semplicemente non le trovano più e qualche cosa li ha divorati, quindi loro il buco nero non è perché in effetti dove sono scomparse queste galassie non ci sta nulla, in effetti non c'è il buco nero, quindi hanno provato a vedere che se c'era un buco nero che avrebbe dato la spiegazione dell'inghiottimento delle galassie, invece non ci sta, ragazzi. Quindi loro hanno anche avanzato alcune ipotesi che le razze extraterrestri possono viaggiare nel cosmo dalle nostre parti perché forse si sentono più sicure. In effetti dalle loro parti forse YouTube, Cuore Nero, non sono io, quindi penso, e a volte capita, è normale, a volte capita che in effetti hanno dei blocchi, quindi poi dopo ricompaiono. In effetti i ragazzi possono venire qua perché dicono gli astronomi, sì, dopo controllo, gli astronomi credono che qui stanno più a sicuro perché nello spazio profondo qualcosa di strano, anomalo, misterioso, una forza misteriosa, comunque qualcosa, non è un buco nero, questo è poco ma sicuro, una forza misteriosa sta inghiottendo le galassie, cioè sta uccidendo le galassie. Quindi sono un po' preoccupati perché anche noi ragazzi, parliamoci chiaro, anche noi viviamo in una galassia, quindi speriamo che non mangia pure la nostra galassia, anche se è molto lontano, quindi non si preoccupano più di tanto, quindi però in effetti anche se queste galassie che sono state divorate stanno
Forse è un problema di YouTube, l'ho detto mo a cuore nero, quindi può darsi che ci sono dei problemi. Anche ieri, l'altro ieri sono stati segnalati dei problemi, quindi secondo me poi ricompariranno dopo. Quindi diciamo ragazzi che per ora non ci sta nessuna spiegazione, qualcosa di misterioso sta inghiottendo le galassie, anche se sono lontanissime da noi anni luce, però giustamente anche noi viviamo in una galassia e quindi gli scienziati un po' di timore ce l'hanno, quindi ciao, grazie. Quindi diciamo che speriamo bene che non arrivi fino a qua, anche se gli scienziati non credono, però vorrebbero capire più o meno che forza agisce su questa scomparsa di queste galassie. Questo è il loro scopo, anche perché mangi una galassia oggi, mangi una galassia domani, capite che voglio dire, no? Non dico che staremo in pericolo adesso, però col tempo, chi ne sa, tutto può succedere, quindi speriamo di no, ragazzi. Vabbè, ragazzi, vi saluto e come sempre ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti.